Il nostro sogno è di unire questi territori, cioè noi siamo ciclisti, sì, siamo amanti della bicicletta e ogni tanto ci sorgono queste pazzie di mettere insieme delle persone e di unire questi luoghi, queste località e questi personaggi su queste realtà, cioè da Muro a Muro. L'anno scorso siamo andati a Monaco, abbiamo salutato i nostri amici a Monaco e quest'anno abbiamo pensato di fare questo gemellaggio col Muro di Grammont. I professionisti sono altri, noi siamo soprattutto delle persone che ci piace star bene, ci piace andare in bicicletta, chiaramente ci alleniamo, abbiamo il nostro lavoro, cioè non è che lasciamo il lavoro per andare in bicicletta, lavoriamo, facciamo sacrifici, anche le nostre famiglie fanno i sacrifici perché per avere il tempo per allenarci tralasciamo qualcos'altro, poi lo facciamo, altrimenti le mogli qualcosa dicono e noi facciamo tutto e ci alleniamo anche in bicicletta. Una divisa realizzata ad hoc cosa rappresenta? Rappresenta l'insieme di queste realtà che loro condividono e si mettono insieme per creare questi collegamenti tra i vari paesi, e noi abbiamo messo insieme l'Italia, la Francia e il Belgio perché alla fine vale la pena anche condividere queste esperienze. Quest'anno l'abbiamo fatto noi, magari il prossimo anno qualche persona del Belgio verrà giù in Italia o andrà in Francia. Cioè, è giusto anche dare queste scelte tutti quanti insieme, perché alla fine effettivamente i muri non devono dividere, anzi in questo caso devono assolutamente unire le persone. Oggi è una grandissima iniziativa questa, partiremo oggi dal muro di Cadelpoggio, proprio qui davanti al simbolo, davanti alla Casetta Rosa, per arrivare in cima al muro di Grammont. Le aspettative sono tante perché finalmente riusciamo a far capire come questi muri incominciamo a tessere una rete che unisce questi muri, quindi partendo da qua attraverso quelli che sono degli strumenti importanti, che sono il turismo, quindi cicloamatori che si muovono in maniera normale per raggiungere questi vari strumenti di promozione territoriale. Quindi i muri sono degli elementi storici, culturali, ma soprattutto anche di promozione dei nostri territori attraverso a 360 gradi, e muri che non dividono ma che uniscono e vengono abbattuti da persone normali, quindi vengono coinvolti in una specie di armoniosa unione europea. La federazione ciclistica rappresentata dal Comitato di Treviso, che è la città più importante a livello ciclistico in Italia, direi che siamo entusiasti di questa avventura che, grazie ad Alberto, al nostro presidente Giorgio Del Boe e a tutta la delegazione che sta supportando questa iniziativa, la stiamo implementando sempre di più, che ci dà un entusiasmo importante, quindi noi come federazione non possiamo che appoggiarla, siamo felicissimi, questo è un segnale di amicizia che aggrega tutti i nostri ciclisti in giro per il mondo, e ne siamo veramente contenti. Come comune siamo sicuramente fieri di avere un'iniziativa, che sia stata creata un'iniziativa del genere. Quest'anno oltretutto il nostro territorio è stato insignito, il territorio che va tra Piave e Livenza, 39 comuni, è stato insignito del titolo di Comunità Europea dello Sport, quindi la promozione dello sport a tutti i livelli è sicuramente un'iniziativa che porta del bene allo sport, al territorio, al comune, e fa incontrare, in questo caso fa incontrare tre nazioni, Italia, Belgio e Francia, con il gemellaggio che è stato stipulato con il Muro di Bretagna lo scorso 12 luglio, e quindi la promozione del nostro territorio e la socialità, l'amicizia e il turismo sicuramente trarranno beneficio da queste iniziative. Questo è un progetto che da tempo stiamo portando avanti, appunto con tutto lo staff, con la provincia, con il comune di San Pietro di Felletto, con Cadelpoggio, con la federazione ciclistica della provincia di Treviso, appunto questo gemellaggio di muri, Gerasbergen, con il muro appunto delle Fiandre, il muro di Bretagna in Francia, e quindi questi tre paesi, Italia, Belgio e Francia, uniti per questo gemellaggio dei muri. Oggi qui a San Pietro di Felletto è partita una delegazione italiana che vuole arrivare appunto su uno dei tre muri, però con una divisa che va a elencarli e va a raccontare appunto questo nostro progetto che stiamo portando avanti. Questa è sicuramente una cosa importante per la promozione turistica del nostro territorio, del nostro luogo, perché comunque quando le biciclette lungo le strade, diciamo,
fanno il percorso portano con sé prima di tutto la bandiera italiana, la bandiera della provincia di Treviso, del Veneto, e poi anche tutta la rappresentanza di quello che è il progetto, e quindi è veramente una cosa importante sia a livello di promozione turistica, a livello di promozione sportiva e a livello appunto di rafforzamento di questo gemellaggio che vuole nel tempo consolidarsi e veramente avere un indotto cicloturistico.